Io questa sera vorrei andare un attimo, vorrei porre l'attenzione, dovremmo essere contenti perché è la tredicesima vittoria consecutiva, perché abbiamo lasciato invariato il distacco da Golbet che è rimasto a 7 punti, diciamo, e manca una partita in meno, quindi ci sarebbero tutti i motivi per essere contenti. Vinciamo una partita in cui giochiamo in 7 dal decimo del primo tempo, quindi facciamo 40 minuti in 7. E malgrado questo non andiamo mai in svantaggio, siamo 2-1, due pari e poi finisce 7-3, ma perché noi siamo proprio più forti staccati, cioè nel senso possiamo giocare anche in 7, in 6, siamo proprio più forti, cioè non c'è nulla da fare. Però vorrei porre l'attenzione su, non ho mai parlato di arbitri, mai in 3 anni che faccio la Lega, stasera c'erano due secondo me dei più bravi arbitri di cui la Lega dispone, Buzzi e il suo collega. Buzzi secondo me è un arbitro bravissimo, questa sera due pesi completamente e due misure. Il mio giocatore viene allontanato per doppia ammonizione su frasi riguardose nei confronti dell'arbitro e poi si lascia correre a una ripetuta blasfemia in faccia all'arbitro che non può non sentire e sente nei confronti di un giocatore del Roma Calcio 8. Allora, se si decide una linea di misura, se il parametro è quello, se si caccia un giocatore per una frase riguardosa, il regolamento dice che blasfemia si va fuori, addirittura ripetuta, reiterata in faccia all'arbitro, e noi giochiamo, se abbiamo deciso che non siamo tolleranti sotto questo punto di vista, e noi ci hanno espulso un giocatore al decimo, quando può compromettere, pregiudicare tutta la partita. Voglio sapere perché poi vengono usati due pesi e due misure. Proprio io non avrei modo adesso stare qua, ho vinto 7-3, potrei dire che bravi tutti, bravi gli avversari, noi più bravi, non avrei proprio motivo di parlare degli arbitri in un giorno in cui ho vinto, in cui il campionato si appresta al termine, non c'è nessun motivo. E invece mi trovo qua a dovermi fare il sangue cattivo perché vengo qua alle 10:30 di sera con temperature rigide, facciamo dei sacrifici per venire qua, è una partita che è completamente pregiudicata. Poi la vinciamo perché noi siamo più bravi, proprio più bravi, possiamo giocare anche in 6, in 5, gli altri in 9, noi vinciamo. Sì, oggi siamo partiti con Conti fuori, con Cristian fuori perché era un po' stanco, veniva dagli allenamenti, abbiamo giocato Zampi, Dinazzi e Piccheri, e poi nel secondo tempo è entrato Cristian, ha fatto il centrale di centrocampo, diciamo che fa bene anche quello. Noi preferiamo quando c'è Nolano, però all'occorrenza ci facciamo giocare anche Cristian. Io il Peperino mi è capitato di vederlo spesso perché giocano al Ciriaci dove giochiamo noi. L'ho visto nella partita contro Golbet dove hanno pareggiato all'ultimo e dove furono vittima di un errore arbitrale anche là perché un loro giocatore lanciato a rete fu atterrato e non furono presi i provvedimenti. E poi nel finale pareggiò Para, mi sembra. Loro giocano proprio molto molto bene, sono una squadra a cui guardo con molta simpatia perché sono giovani, sono disciplinati, non sono attaccabrighe, giocano un bel calcio e sono forti. E quindi è una squadra simpatica e forte allo stesso tempo. Grazie al presidente Giuseppe Pucci, alla prossima.